Buonasera a tutti. Benvenuti a questa festa di Israele. Per cominciare, un ringraziamento particolare all'ambasciata italiana che è stata così gentile a prestarnos questo posto per voi. E poi, sinceri complimenti per gli svolti e padis di che hanno lavorato per mettere su questo popolare programma di Tokyo. Pensando soprattutto a Sar Tavian e a Sar Flavio, che avranno intentato lavorare anche membri esecutivi. Una regione abbastanza piccola dal punto di vista geografico, mandando pur i suoi figli sparduti di questo globo e ha dato la testimonianza di tanto grande qual è il mondo. In Friuli si dichiara presente anche in questo arcipelago dall'estremo oriente mediante dai furlans che sono stati e a lavorare quenti. E mi auguro che il popolare furlan diventi momenti di chiatarsi insieme per troppe iniziative. E spero anche che il popolare furlan sarà anche aiutore ai paesi giapponesi che vogliono capire un po' meglio la furlanità che è stata sempre donne di loro e che come è stata dichiarata in una maniera un po' più esplicita. Sappiamo che furlans che vivono e che lavorano in qualche contesto giapponese sono stati sempre. Tanto sono sicuro che sono più furlans che hanno imparato la nostra lingua giapponese che un giapponese che aveva imparato il furlan. Disinstruct, mi auguro che il popolare furlan sarà un luogo di incontri e scambi culturali positivi che aiutino a far crescere amicizie e umanità, anche qui a Tokyo come in ogni banda del mondo. Grazie per l'attenzione e buona continuazione di serate.